Vorrei però ringraziare la relatrice, la collega Luisetto, che ha seguito passo passo questa proposta di legge dall'inizio alla fine, ha condotto l'Aula nella maniera migliore possibile. La voglio ringraziare. Voglio ringraziare tutto il gruppo del Partito Democratico che ha creduto in questa proposta. Voglio ringraziare i capigruppo, Alberto Villanova, Giuseppe Panna, Elisa Venturini, Erika Baldin, il collega Piccinini, Luca Spavanetto, ovviamente Elena Ostanella, vicepresidente, Masolo e Lorenzoni. Voglio ringraziare tutti i colleghi e tutte le colleghe che oggi hanno rappresentato al meglio l'istituzione di cui facciamo parte. Non era scontato, perché anche noi spesso siamo ostaggio delle parti e dei partiti che in quest'Aula rappresentiamo. Un ringraziamento all'assessore Lanzarini e alla presidente Brescacin, che si era presa l'impegno di portare questo progetto fino alla fine e fino a qui. Vorrei ringraziare Silvia per aver trasformato il confronto politico in linguaggio umano. Vorrei dedicare questa giornata e questa discussione a tutte le donne che sentono quotidianamente sulla propria pelle, che la sentono come fosse la propria pelle, quelle coltellate, quelle sberle e quelle umiliazioni. La vorrei dedicare a quegli uomini che stanno al nostro fianco con la schiena dritta per farsi carico insieme della responsabilità di voler cambiare la società e voler superare davvero i pregiudizi e le discriminazioni. Oggi ho l'impressione che qui stia succedendo qualcosa di importante, forse anche di straordinario, nel senso di fuori dall'ordinario, perché non sempre la politica, cioè noi, dimostra di essere all'altezza della contemporaneità e della modernità, e noi forse oggi, credo, abbiamo dimostrato di volerlo essere. Lo abbiamo fatto oggi, a un anno esatto dal brutale femminicidio di Giulia Cecchettin, lo facciamo oggi, a pochi giorni dal 25 novembre, data fondamentale. Io credo che quella di oggi sia stata una discussione vera dentro questo Consiglio regionale. Ci sono stati, a mio giudizio, interventi significativi. Con alcuni sono in totale sintonia, di molti ho apprezzato i contenuti, la lettura della realtà e della società. Ovviamente apprezzo i ringraziamenti che mi avete rivolto, ne faccio tesoro, però penso sinceramente che questa discussione un anno fa non sarebbe stata possibile dentro quest'Aula, in questi termini. E allora io ho avanzato solo una proposta di legge. Forse ciò che ha cambiato la nostra capacità di raccontare e parlare della violenza contro le donne è stato proprio ciò che è accaduto di drammatico a Giulia Cecchettin. Forse oggi abbiamo un'eredità importante, abbiamo deciso di trasformarla in parole e in azioni, quindi grazie a tutto il Consiglio regionale e grazie per aver reso onore all'istituzione che possiamo rappresentare. Chiusa la votazione, favorevoli 41, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il Consiglio approva. Grazie a tutti.